Comune di Agrigento, il rischio dissesto non è scongiurato, anzi il default potrebbe arrivare in automatico se la Corte dei Conti, ancora in attesa che l'ente adotti le misure correttive per il bilancio 2015, riterrà che quanto fatto non basti a risanare le casse. L'assessore al bilancio Giovanni Amico mette in chiaro che la manovra attualmente avviata dall'ente per evitare il crollo finanziario che si fonda in gran parte proprio sul potenziamento dell'attività di riscossione e sulla compressione assoluta della spesa potrebbe anche non funzionare. Nessuno di noi, spiega Amico, pensa che questa manovra sia priva di rischi perché ad esempio non sappiamo come reagirà la città rispetto ad un aumento della pressione fiscale. È possibile ad esempio che aumentando la quantità di arretrati contestati aumenti anche la quantità di coloro che non possono far più fronte al pagamento delle tasse. Il rischio dissesto questo comune non lo potrà ritenere superato per almeno i prossimi 10 anni. Nel contesto attuale basta un'uscita importante, ad esempio una sentenza negativa, aggiunge l'assessore, a non consentirci di applicare la misura di risanamento che abbiamo pensato. Allo stesso modo, se la Corte dei Conti, che sta conducendo le proprie attività di verifica, decide di non darci più tempo rispetto alle misure correttive richieste per il rendiconto 2015, potrebbero essere direttamente i magistrati contabili a dirci che siamo in dissesto, perché non vedendo miglioramenti concreti sull'incasso, quindi ad impedire la manovra di risanamento perché ritenuta rischiosa per l'ente. E il bilancio previsionale 2017, a qualche settimana dall'approvazione, dovrebbe tornare in giunta per poter inserire i circa 700.000 euro di maggiori incassi provenienti dalla Tari. Ciò significa che lo strumento finanziario arriverà in Consiglio Comunale ancora una volta sotto Natale.